Ciao ragazzi, quesito cromatico. Se mettete insieme il rosso e il giallo, viene fuori l'arancione. Se mettete insieme il rosso e il blu, ne esce il viola. Ma se mettete insieme due sorelle, una ex manager e una ex restauratrice di opere d'arte, secondo voi, perché la domanda è logica, che vini escono? Quella che avete visto sul trattore è Francesca, l'ex restauratrice che ha svolto questo lavoro per una quindicina d'anni in cantieri estremamente prestigiosi, come per esempio gli Arcoveli dell'Arena, il Colosso di Costantino in Campidoglio a Roma, la Torre della Ghirlandina a Modena, Palazzo Te a Mantova. Insomma, una passione forte, fortissima. Quindi mi è venuto spontaneo chiederle: è più facile gestire un'opera d'arte o è il vino stesso un'opera d'arte? Sembrano, diciamo, due mondi completamente diversi, in realtà c'è tanto lavoro dietro entrambi i casi ed è un lavoro di fatica, un lavoro manuale, è un lavoro dove va impiegato molta testa anche, molta tecnica e quindi diciamo che entrambi hanno questo in comune. Quindi diciamo che il lavoro duro non è rimasto e il lavoro all'aperto, il lavoro diciamo di creare qualcosa, di dare una nuova forma sia ai quadri sia alle vigne è rimasto, insomma è uguale. Anna invece per diversi anni ha fatto la manager in un'azienda di macchine di movimentazione terra. Poi è venuta la crisi nel 2008, la crisi dell'edilizia che ha contagiato sia quel settore sia quello in cui lavorava anche Francesca e quindi si è trattato di tornare a casa. Che differenza c'è tra fare il manager di macchine in movimento terra e il manager che le mani nella terra ce le mette? Essere manager della terra, soprattutto della terra della famiglia, è comunque tornare alle origini e valorizzare qualcosa di personale e non solo qualcosa che non è tuo ma è di qualcun altro. Quindi anche emozionare. Molto emozionale. Tutto quello che facciamo, non solo io ma anche mia sorella, è proprio legato all'emozione che questo lavoro fin dal principio ci ha donato e l'emozione che vogliamo anche trasmettere, non solamente insomma, a tutti quelli che ci vengono a trovare. Che cosa ha voluto dire di fatto tornare a casa? Beh, tornare a casa in realtà è voluto dire, cioè è significato in realtà ripartire. Perché io me ne ero andata via per ripartire a creare il mio sogno, ma poi ho scoperto che il mio sogno aveva le basi a casa e quindi tornare a casa voleva dire davvero ripartire, cioè a creare qualcosa di nuovo che davvero esprimesse chi sono. Quindi una ripartenza. Questa è la tenuta di famiglia, una splendida tenuta a sud di Legnago, dove tra l'altro c'è anche un bellissimo laghetto. Sono 9 ettari coltivati a Merlot, Moscato giallo, Pinot grigio e da poco anche i Piwi, ovvero le varietà antiche, quelle resistenti che sono un po' il futuro dell'enologia. E questo è un podere che per loro ha un'enorme ricchezza, materiale per carità, ma soprattutto affettiva. Ed è da questi vigneti che nascono i loro vini, in cui il Merlot recita una parte preponderante, perché grazie a quel vino hanno inventato alcuni prodotti veramente straordinari che si sono affermati nell'elite dell'enologia biologica italiana e internazionale. Il nostro primo vino, quello che ci ha fatto entrare nel mondo del vino con i fuochi d'artificio, è stato proprio lo Charme spumante di Merlot. Questa bollicina unica, molto sottile, ma soprattutto proprio che ci caratterizza, cioè Charme è Anna Francesca, perché è un ottimo bilanciamento tra elementi diversi, quindi la freschezza e anche il frutto molto presente, esattamente come siamo noi, due sorelle unite in questo progetto, ma con dei caratteri completamente diversi. Merlot Superstar perché lo riproponiamo anche nella sua versione ferma, nella versione tra virgolette classica, che però classica non è, perché è un vino molto elegante, molto sottile ed è un vino versatile ed è molto apprezzato proprio perché ha queste caratteristiche di freschezza e anche di frutto al naso. Due sorelle a Legnago, in una zona che non sembra vocazione enologica,
Cosa si prova dopo questi anni ad aver fondato qualcosa di unico e che sta riscuotendo anche un certo successo? Beh, noi siamo le pioniere della bassa. Abbiamo cominciato questa super attività che adesso sta appunto prendendo sempre più piede e sta diventando anche quest'area un'area conosciuta per la viticoltura, e quindi da parte mia c'è sicuramente orgoglio per aver per aver valorizzato quest'area che invece era un po' così, un po' nascosta. Sì, anche perché è una zona che invece sta proponendo diverse, diciamo, prodotti di eccellenza, e quindi vale la pena farla conoscere e promuoverla proprio come zona di eccellenza, di prodotti di eccellenza. Francesca, allora bocchi, vero? Anche il secondo, eh? Shh, Tasi, signor, perché ricordatevi che la vita va presa con charme. Anche alla festa di San Martino, dove Anna e Francesca saranno presenti e dove vi aspetto. Ragazze, cin cin Evviva! e complimenti per la vostra impresa. Grazie. Vi Ciao, ragazzi. aspettiamo, eh?